Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti qui che c'è anche, no, c'è anche il nostro amico Duca. Quanti soldi abbiamo? 620 lei. Quindi no, niente. Ah, devo andare a stanze private di Elcina. Allora, no, le stanze di Elcina. Al busto degli angeli che è qui fuori. Qui serve il grimaldello. Però qui aspetta un attimo. Risorse oggetti sanguis. Beh, esatto, sì. Adesso mi è venuto in mente, sì. Allora, su. Perché la nostra alcina, fluido chimico, molto bene. Allora, le tecniche di produzione del vino del Castello Dimitrescu risalgono al XV secolo, molto prima dell'arrivo degli attuali residenti. Alcide Dimitrescu ha aggiunto questa tecnica al suo peculiare tocco, che dona al vino un gusto corposo e un aroma intenso. Il suo vino migliore è il Sanguis Virginis, il sangue della Vergine. Lo conserva in una speciale bottiglia decorata con gli intricati motivi floreali d'argento che noi abbiamo già recuperato, eccolo qui, che è del peso giusto per aprire questa parte qui. Polvere da sparo, sempre comoda. Mm, Regina Ro- Regina Rosi. Mm, Regina Regina Rosti. No, Rosi. Beh, insomma, va bene. Qui abbiamo invece la chiave, eccola qua, proprio quella che ci serviva. Allora adesso andiamo fuori. Aspetta, facciamo un'altra cosa. Sblocchiamola. Vuoi vedere il castello? Non le ho spaccate a caso, comunque queste qua, ve lo dico. Aspetta, no, qua abbiamo... No, noi dobbiamo... aspetta, ma c'è qualcosa qui? No. Guardiamo se c'è qualcosa qui. No, l'abbiamo già preso. No, non c'è più niente. Stavo dicendo non le ho spaccate a caso perché c'è un trofeo che non sono mai stato capace di prenderlo, che praticamente sarebbe di spaccare tutte le finestre in una run, ovviamente. Adesso andiamo dove non mi ricordo mai. Non mi ricordo mai se... No, è di qui. No, non è qui. Allora è di là. Giusto. Deve essere da questa parte qui. Oh, la nostra Alcina. Un fluido chimico. Aspetta. Chiudiamo, se no si arrabbiano. Qui non c'è niente. Qui non...
Bisogna rompere queste. È un po' uno spreco, però quante ne abbiamo? 8 polvere da sparo. Sì, dai, possiamo permettercelo, dai. 360 lei, sempre ben accette. Dopo c'è queste qua. Che cosa hai fatto a mia figlia? Bene. Adesso abbiamo tutto quanto. Qui è il vigneto dove abbiamo trovato il mercante prima. Si può allontanare un pelino? Sì. Guarda, abbiamo anche tutto il villaggio che ci ritorneremo, eh. Qui c'è qualcosa? Munizioni pistola, sempre comode. Dopo abbiamo questo qui. Polvere da sparo. Questi li abbiamo rotte? Sì. Sì, perfetto. Allora. Qui ci sono da spostare delle statue. Allora, le donne conversano deliziate dal signore a cavallo, sono corteggiate. Da lui disperati vogliono farsi notare, così il vino che possa sgorgare. Le donne conversano deliziate dal signore a cavallo. Dunque, le signore. Mi sa. Non mi ricordo mai. Così può essere? No. No, aspetta, questo lo metti. No, che cazzo, di là. Aspetta, andiamo a ricontrollare. Ogni volta mi frego, eh. Le donne conversano deliziate. Ma perché le donne? Ce n'è una solo. Le donne conversano deliziate, quindi. No, ce ne sono due donne. Vero. Dal signor Cavallo sono corteggiate. Da lui disperati voglio farsi. Ah. Eccolo. Appena abbiamo la possibilità economica andiamo a prenderci anche, come si dice, i progetti per fare i proiettili fucile o il shotgun come. Oh, la capretta.
Ecco, le capre, quelle che non hai prese, cioè quelle che hai preso, le trovi anche nella run successiva. Scusate, ho sbagliato. Le capre che avete preso nella run successiva non le trovate, trovate solo quelle che non avete mai preso. Ecco, Ma che cazzo? gatti arrugginiti. E qua dovrebbe venirne fuori uno. Ah, ho sparcato un colpo. Vabbè, non importa. Ma stai fermo. Una mira impeccabile. Ma va, pensavo fossi morto. Oh, due munizioni fucile. Oh, ben 10 colpi abbiamo adesso. Sì, è quello lì un altro. Ma vai a quel paese. Ma allora io direi di farci altri. Facciamo anche una soluzione medica e una ce la ciucciamo. Ah, discarti arrugginiti, qui non li avevo neanche visti. Ma noi adesso dove siamo?
5 proiettili di pistola, molto bene. È molto sensibile comunque, ma devo guardare se c'è da per abbassarla un po' perché è tanto alta per me almeno. Faccio fatica anche per quello perché c'è un minimo spostamento e tu chi sei? Pile lei così. Non ho niente da fare. Ma non ci sia qualcosa che lampeggia. No. Oh, la nostra Ilcinia. E tutta la sua bellezza. Dai, rispondi? Madre Miranda, sono desolata, ma purtroppo quel mentecatto di Heisenberg si è fatto sfuggire Ethan Winters. Perché adesso è nel castello e sta dando del filo da torcere alle mie figlie. Quando l'avrò trovato? No, Madre Miranda. Sì, certo che comprendo l'importanza della cerimonia. Non vi deluderò. Al diavolo la cerimonia! Quell'uomo la pagherà davvero molto, molto cara! Mamma mia, che cattiveria, oh. Va bene, allora. Spacchiamo questo, munizioni di pistola, sempre comode. Interagisci, allora. Madre Miranda ci ha convocati per le cedizioni del padre della bambina. Pensare che questa famiglia mi farebbe rabbrividire, mi disgusta il pensiero di essere considerata come una sorella da quei miscredenti. Soprattutto Heisenberg, quello zotico non ha un briciolo di buone maniere, andrebbe preso a schiaffi. Se Madre Miranda non me lo impedisse, lo avrei già ridotto a brandelli. Perché mi tratta come tutti gli altri? Lei mi ha dato questo castello delle figlie obbedienti, la vita eterna. Non sono la sua preferita? Non sono speciale? Ho bisogno di bere. Però la chiave è il Cina. Ah, il vestito di scorta questo. Aspetta, riusciamo a farci... Sì, dai. Giusto per non restare proprio secco. Rose, dove sei? Ah, sì. Cioè, ma le piante fuori... Vabbè, non importa. Oh, merda. Eccoti qui. Tutto questo a causa di una mocciosa che non è neanche qui. Che cazzo ne... Tu, miserabile egoista e ingrato, ti introduci nella mia casa. Con quelle luride mani ti permetti di toccare le mie figlie. E adesso cerchi persino di rubare le mie proprietà? Ma come osi? Cerca di goderti questa tregua, perché presto ti stanerò e ti farò a pezzi! Fa pure quello che ti pare.
Va bene, siamo ritornati ai piani bassi, qui non c'è niente, niente di niente di niente. Ah, un polvere da spada. Vediamo se c'è qualcosa. No. Mille lei, va bene. Il fluido chimico. Sempre come. Vediamo se c'è qualcos'altro. No. Andiamo avanti. Oh, cazzo! Ah! Non ti lascerò scappare. Ti ridurrò a brandelli. E non li vedrai mai più, Tommy. Presto ti pentirai di aver profanato il sagrato di Nicole. Certo che Ethan. Vai di qua, di là. Finalmente giunta la tua. Ce li hai di vizio a perdere le mani, eh. In Louisiana hai perso la sinistra, qua hai perso la destra. In teoria dovrebbe essersi aperto, sì. Fa un certo che averla dietro, eh. La maschera della mestizia. Scappare non ti servirà a nulla. Ne riparleremo. Fanculo questo castello! E tu chi sei? Ma vai. Allora. Andiamo avanti perché qua ho già. Mamma mia, oh. Alcina, grazie per. E stai là. Allora, qui cosa abbiamo? Niente.
Ho la dépendance. Noi siamo qui, dobbiamo andare qui sopra. Abbiamo anche un piano superiore, certo, è quello qua. Bene, bene, bene. Bene, insomma. Qui è aperta. No, è chiuso l'altro lato. Guardatela come lampeggia. Allora, un giorno del trattamento, le tre ragazze non si muovono più, sembrano quasi morte. Dalla bocca delle più grandi è fuoriuscito un insetto, sembra una normale mosca. 2 giorni del trattamento, tutti e tre i corpi sono coperti da mosche, sembra che questi stiano consumando la loro carne. Quando ho aperto la finestra, alcune mosche sono cadute a terra morte. Pare che il freddo le pietrifichi. Ho chiuso immediatamente la finestra per evitare di indebolire ulteriormente gli insetti. 4 giorni di trattamento, tutti e tre i corpi sono stati consumati dagli insetti quasi completamente. Ciò che resta è solo una scura massa strisciante della forma umana. È appena passato mezzogiorno e gli insetti hanno iniziato a cambiare colore. Quelli sul viso sono impalliditi, quelli intorno alle labbra sono diventati rosso cremisi. 6 giorni di trattamento, la massa di insetti si è trasformata nuovamente in corpi umani. Le tre ragazze si sono svegliate guardandomi come se fossero appena nate. Sento un legame tra di noi, come fossimo madre e figlie. Ho scelto i loro nomi Bela, Daniela e Cassandra. Bene. Queste qua non le avevo mai spaccate. Qui va bene. Quella si spaccano. Non ricordo. E qui c'è una sfera con, ecco, che la useremo dopo dal mercante. Comunque abbiamo ancora poche munizioni. Ah, adesso mi è venuto in mente cosa bisogna fare. No, mi sa che questi qui non si spaccano. Non c'è niente. Scarti arrugginiti, belli caldi anche. E qui cosa abbiamo? Polvere da sparo. Allora. Niente, dobbiamo andare al pianoforte.
No, siamo... No. Eccola qua. La famosa chiave che vi parlavo all'inizio. La famosa chiave che vi parlavo... No, aspetta. Eccola qua, la famosa chiave che vi parlavo all'inizio che ha le tre... che è fatta così, esatto, un po'... che a quest'emma lì aprirà molte, molte, ma molte porte che troveremo durante la nostra avventura. E adesso Ci incontriamo, finalmente. Vedi di non farmi arrabbiare. Alcina, Finalmente sei venuto a trovarmi. Tutti si innamorano. dove sei? Che cattiveria! Non puoi fare, sul serio! Un sogno! È solo un sogno! Perché mi fai questo? Dove sei? Perché? Perché mi tratti così? Perché sei una zoccola e meriti di morire. Fa freddissimo! Dov'è il freddo? Maledizione! Non voglio morire! Ah, è morta, bene. Come stiamo messi a vita? Bene. Basta, insetti. Un bel busto cristallizzato. Riusciamo a vederlo da qua? Tesoro. Ah, ecco qua. Ah, questo di Alcina. Ah, perché l'altro l'avevamo... No, un cazzo. Non abbiamo venduto niente. Facciamoci un giretto qui intorno. Vediamo se c'è qualcosa da... Certo, proiettili, molto bene. No, non è... Ah, munizioni e fucile, guarda. Beh. Allora, dentro per di qui. Qui ci sono carte. Aspetta, prima prendiamo la maschera della gioia. Qui dov'è che si va che non mi ricordo? Le sbloccate. Ci ritroviamo dove? Ah, ho capito, bene. Ho capito dove ci troviamo.
Ma noi dobbiamo andare per di qui. E dobbiamo far cosa? Far sì che le 5 campane risuonino. Una è questa, l'altra è quella. Una è lì. E una è quella là. Allora che non mi lascia, dobbiamo farlo per forza con... vabbè. Dopo c'è mappa tesoro. No, non è qui. Mappa tesoro, quello qui. Allora, cucina. Nella bara del qui nobile c'è un cimelio di grande valore, ma non è facile accedervi, ci vuole la giusta illuminazione. Comunque abbiamo passato dalla cucina. Vabbè, provvederemo a fare anche qui. Allora, là c'è uno da far fuori intanto. Che c'è il grimaldello. E un altro, non mi ricordo se è qui in zona. Allora, pare che da qualche parte del castello ci sia un certo pugnale dei fiori della morte. Si tratta di un cimelio risalente al Medioevo, rivestito da una mistura di veleni provenienti da tutto il continente. Fu fabbricato per uccidere demoni e mostri. Sembra un oggetto affascinante, ma nessuno sa dove si trovi. Bah, forse lo scopriremo noi? Forse. Il tuo inventario è pieno. Beh, ma... Allora, sposta. Questo lo mettiamo qui. Beh, ma scusami un attimo, ma se volessi metterlo... Ma perché non mi lasci, scusa? Allora, queste le mettiamo qui. Queste le mettiamo qui.
queste le mettiamo qui, facciamo così. Allora se diranno vuoi metterle, roba di troppo, ma cambio incastrare tutto come dico qua. Ci serve una valigia più grande. No, aspettate un attimo. Allora, eccolo qua. Scelta rapida, lo mettiamo qui. Bene, bene. Se ce l'ha messo, probabilmente ci servirà per qualcosa. Presumo. Vediamo se uccellacci. E sei ancora vivo. E adesso si va solo che giù, no. Possiamo farci delle munizioni? Meglio è. Non solo messo molto bene, che è meglio farci anche un bibitone qui un attimo. Tanto bene o male vediamo che riusciamo sempre. Brutte bestiacce. Ma se io corro mi prendono? No. Mamma mia.
Mi avete fatto molto male. Aria cristallizzata, quindi vuol dire equivalente a soldi. Un'altra aria cristallizzata, molto bene. Allora, attacchiamoci. No. C'è altro qui intorno che non ho preso, che non ho visto. Fortuna che ho preso prima di arrivare qui un altro kit medico, se no sarei già morto. Può sempre far comodo, tienilo. Ah, abbiamo fatto il giro praticamente. Allora, chiamiamo il nostro ascensore. E si ritorna giù. E ci ritroviamo dove? Ah, bene. Stupido omuncolo! Scappa pure Oh, quanto vuoi, molto presto morirai. signora Alcina, devo declinare il vostro invito. Allora, qui c'è... È un Ah, piacere vederti sano e salvo. Come procede, eh? Non ho trovato Rose. Ecco, mi dispiace immensamente, dico davvero. Beh, una volta fuori dal castello, allora capirai come trovarla. Hai bisogno di qualcosa prima di proseguire? Benvenuto, benvenuto. Sono sicuro che troverai qualcosa di nuovo. allora, però prima facciamo... Ah, questo qua... Labirinti di Norstein. Norstein è un artigiano del XIX secolo. Fu bandito dalla sua terra in quanto eretico. Vagò a lungo prima di stabilirsi in un remoto villaggio. Fammi Norst- sapere se hai bisogno di qualcosa. un attimo solo. Norstein creò quindi 4 labirinti: il castello, la casa sulla collina, la ruota idraulica e la torre di ferro. Concluse le sue opere, si tolse la vita sparandosi alla tempia. Però ogni labirinto è unico e necessita di una speciale sfera di metallo per funzionare. All'interno sono contenuti i resti cristallizzati di 4 esseri umani, che pare fossero le adorate mogli di Norstein. I labirinti sono le loro tombe. Però, allora praticamente qui abbiamo una tomba. Interagisci. Eccola qua. Allora, vediamo. Così giriamo. Così lo pieghiamo. No, è andata giù. Ah, si può rifarlo, bene.
Oh, ce l'abbiamo fatta. Rotolare, che passione. Beh, carino. Allora, facciamo una robetta di sto genere. Vendiamo. Certamente. Allora, il borsello. Allora, vendiamo il frammento. 2 di questi. L'ala. Il busto. E il teschio. Solo 8000 vale. Munizioni pistole. Ma questa è merce per cui svenarsi. Questo è un investimento. Allora, potenziamenti. La pistola è praticamente... Sì, ma non è che faccia moltissimo. Cioè, siamo già arrivati al massimo, manca solo un pezzo, ma la lemie vale quello che vale. Vediamo se c'è... Ecco qua l'altro pezzo delle lemi. Ah no, ce l'ho. Lemi alle il fucile, vabbè. Ah, vedi, armi ha solo queste. Munizioni, curativi. Potremmo comprare la valigia. È uno dei miei articoli più apprezzati. E il progetto fucile. Munizioni e mine vedremo più avanti, perché adesso vorrei potenziare questo qui, che abbiamo solo la velocità di ricarica e la capacità. Una modifica così elementare si può fare in un lampo. Adesso abbiamo questo bestione che fa 600 di potenza. Questo qui invece quanto fa? 6,40. Sì, ma dunque abbiamo 10.000. Potremmo fare la potenza. Cosa? Ah, va bene, io ho finito. Che vuoi comprare? Un mio vecchio amico era solito parlare così. Alla prossima volta. Sentite la nostra Alcina. Mi piacerebbe andare nelle cucine. Dov'è che sono? Alle cucine. Alle cucine. E andare... mi piacerebbe andare tanto là da basso. Allora, visto che abbiamo... Poi c'è la nostra Alcina che sta girando. Diventerai il nostro vino migliore. Vedi Ciao, di Alcina. comportarti bene. Alcina, non l'ho fatto apposta. Dai. Gne, gne. Gne, gne. Dai Alcina, vattene, vai. Allora, se n'è andata bene. L'angelo della mestizia.
L'angelo del piacere ce l'abbiamo? No, abbiamo della furia e della gioia. Infatti qua abbiamo la gioia. Non hai alcuna via di scampo. Oh! Per fortuna che qua non puoi farmi niente. Dai, vattene. Dai, metto giù l'ultima maschera, poi me ne vado. Oh! Fai da urlare, non ti ha fatto niente. È arrivata la tua fine, Ethan Winters. Intanto vediamo, voglio vedere un secondo. Ah, vedi che bella grande che è. Ah. Boh. Allora, questa la mettiamo qui. Questa la mettiamo qui. Qua mettiamo le nostre munizioni. Questo lo mettiamo qui e questo lo mettiamo qui. Quello lo lasciamo da solo per il momento. Allora adesso mi piacerebbe andare a vedere dove è il famoso tesoro che stavo cercando, la cucina. Infatti dobbiamo attraversare tutto il corridoio, qua è dove viene fuori la Cina, per capirci. Attraversarlo, andare qui e poi girare a sinistra. Dai, vieni qui. Oh! Presto ti pentirai di aver profanato il casato Dimitrescu. Mi spiace, ma devo declinare anche questa volta. Chi c'è? Ma vado. Allora, cosa c'è qua? Oh, un fluido chimico. Sempre buono, anche come siamo messi. A livello di salute non molto bene. Ma scusa, no, ma se io volessi non si può andare. Ah, è quello. Cioè, eri lì, non ti... Cioè, ma quanti colpi riuscivo a fare? Mettilo qua, mi stai su. Mamma mia. Un altro.
quanti siete? Eccola qua, la famosa chiave è quella qua, con stemma di ferro. Munizione pistola, buona anche quelle. Qualcosa abbiamo? Una bomba artigianale che non mi sembra che faccia tanti danni. Allora, mi sa che la bomba neanche ho pensato potevo utilizzare quello di precisione. A muro fatiscente. Va bene. Allora, dov'è la bomba? È quella qua. Equipaggia. Allora adesso bisogna vediamo quanti proiettili devo utilizzare per un po' più di qua magari. Troppo. Eccolo. E adesso un colpo. Ah. Cosa abbiamo qui? Apri. Ossa. Un occhio azzurro. Cosa serve questo occhio azzurro? Una pietra blu che assomiglia a un occhio di valore combinabile. Ma combinabile con cosa? Non ricordo. Dico la verità. No. Dobbiamo andare per di qui noi. Giù. Salute. I mostri dovrebbero essere finiti, molto bene. Mario ho anche già venduto qualcosa che non dovevo vendere. Sono tutti fuori là, Beh, ciao ciao. Qua che non troviamo anche quell'altra. Cerchi di stuzzicare il mio appetito? Allora, adesso abbiamo questa qui. Qua c'è quel grimaldello. Potremmo andare lì al volo. Che dite? Visto che ci siamo. Giusto poi. Sempre dritto.
Beh, sempre Non comodo. resisterò fino a cena. Oh, ma vattene. Allora, signori, facciamo una... Io mi fermo qui, aspetta un attimo. Certamente. Intanto vendiamo. Sono in grado di eseguire qualsiasi modifica in cambio di un modesto importo. Abbiamo solo... Sto chiusuro aspetto venderlo perché non so con cosa va combinato, dico la verità. Vediamo, questi sono 1800, non è Accetto molto. solo in nome della nostra amicizia, sia chiaro. Ah, sì, amicizia. Cos'è che possiamo... Aspetta, andiamo a vedere. Grazie. No, volevo vedere... quello è qua. Una polvere da sparo, degli scarti arrugginiti, 2 e un fluido chimico. Allora, abbiamo 4 fluidi, 3 polveri e 2 scarti. Però io personalmente preferirei farmi questo. Per il tuo supporto. Allora signori, facciamolo, io mi fermo qui, qua, perfetto. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere me e il canale. Vi ringrazio ancora per la visualizzazione, al prossimo episodio da Joker Gaming.